Cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi, i nostri ospiti, interlocutori ed esperti per approfondire dei temi che sono comunque molto importanti, urgenti. L'abbiamo affrontato anche la settimana scorsa, ne riparleremo ancora perché è importante. Allora, e quindi riprendiamo il filone di rigenerare le città. Se settimana fa abbiamo parlato dal punto di vista urbanistico e quindi le strategie per valorizzare anche gli immobili, l'asset delle nostre città che sta degradando, e quindi avevamo degli esperti del settore. Questa volta invece analizziamo sotto un profilo diverso, partendo peraltro da un progetto che è in essere per quel che riguarda la città di Padova, voluto dalla Confesercenti e dal Cescote, da loro realizzato, che riguarda, si chiama Urbe Viva, ma sostanzialmente la rivitalizzazione del centro storico partendo da vari profili, da quello delle imprese, delle aziende, di chi ci lavora, chi ci vive, chi lo abita e lo utilizza appieno, e coloro che lo hanno fatto e non lo fanno più, quindi analizzando vari aspetti come renderlo sempre attuale. Perché le città tante volte, si sta dicendo, perdono quel loro appeal progressivamente a vantaggio di altre strutture o di città che tali non sono, ma sono abbastanza artificiali. E che cosa bisognerebbe fare per far sì che questi centri cittadini siano sempre più catalizzatori di interessi, siano più non tanto intelligenti, perché c'è stato un periodo che si parlava tanto di smart city, ma interattivi con la popolazione, con chi ci lavora, e quindi richiamino anche vari e molteplici interessi, anche dei giovani. Allora, per discutere di questo tema e quindi valutarlo sotto diversi profili, abbiamo i nostri interlocutori qualificati, e quindi ben arrivato qui con noi Enrico Fiorentin, consigliere comunale città di Padova, delega alle politiche giovanili. Grazie di essere qui con noi, eccolo lì presente, che è la figura che rappresenta la parte, diciamo così, politica della città, in qualche modo. Ben arrivato Maurizio Francescon, che rappresenta Cescote e Confesercenti, ma in questa veste è direttore Confesercenti Padova. Ci racconterà un po' anche il progetto, che quindi colleghiamo la trasmissione nel progetto stesso. Ben arrivato a Fernando Ziglio, presidente della Camera di Commercio di Padova, grazie anche a lei, e presidente Unioncamere del Veneto. Gianni Potti, presidente CNCT, sarebbe Servizi Innovativi Tecnologie di Confindustria Nazionale, grazie anche a lei. Buonasera a voi. Poi andiamo imprenditori, praticamente in campo abbiamo Cristiano Amedei, commerciante del centro storico di Padova, storico, grazie, Alessio Bonetto, imprenditore storico, anche lei, con un investimento anche importante, crede nel rifare parti della città, e ben arrivata la signora Roberta Callegaro, direttore ENAIP Veneto. La presento per ultimo perché è la signora, e quindi vorrei che avesse un ruolo anche importante perché rappresenta i giovani, la formazione, ed è una cosa molto molto importante, significativa. Grazie anche a lei. Prima di iniziare, come sempre, lo spazio che lasciamo, cui possiate seguire, dedicato allo CGIL del Veneto, ovvero ai pensionati e agli anziani. Ricontrollate le vostre posizioni pensionistiche, fatele valutare e valorizzare, perché c'è sempre qualche cosina che si può recuperare. Attenzione, bisogna chiedere, non si può aspettare che ci venga dato dall'ente previdenziale qualche cosa, e tanti se lo scordano. Andiamo a vederlo insieme e poi torniamo in studio.